Il Lazio ha portato una proposta completamente nuova quest'anno, a cominciare dall'immagine. Un'immagine molto più fresca, molto più comunicativa. Il vino viene presentato con le sue caratteristiche di esperienza conviviale, perché questa è molto legata alla nostra dimensione, sia della produzione che del consumo, in particolare con la città di Roma. Questa grande opera d'arte che ha fatto questo artista di street art che si chiama Agostino Iacurci, artista molto famoso perché ha riqualificato palazzi in varie periferie del mondo, ci guida attraverso una sorta di sguardo collettivo sul vino. Anche tutte le aziende del Lazio che sono venute qui a Vinitaly hanno deciso, come i visitatori avranno visto, di vestirsi un po' tutti alla stessa maniera. Ciascuno è presentato con un motto, con una frase che rappresenta l'esperienza più profonda della propria azienda. Quindi in questo sta un po' la novità, quella che è l'offerta del vino ma anche del territorio e del turismo del vino nella nostra regione, un po' tutto insieme. Questa è un po' la strategia, quella di puntare molto su un rapporto diretto con il consumatore e sul significato più alto, più culturale della produzione del vino. Abbiamo degli oli qua, molti dei nostri produttori hanno portato anche oli oltre al vino, questo è molto importante. L'olio forse sta diventando il prodotto di punta della nostra regione perché è diffuso su tutto il territorio regionale, ha una qualità molto alta, abbiamo delle medie di assaggio assolutamente apprezzabili. L'agriturismo è un elemento di assoluta importanza. Non è solo la vetrina delle nostre campagne, ma è anche l'accoglienza delle nostre campagne. L'istituto conta su 43 case spumantistiche associate. Abbiamo raccolto recentemente e lanciato anche i dati di produzione del 2015, che comunque danno una conferma di un trend di crescita positivo per un comparto che vale 78 milioni di euro, con le tipologie più importanti che tendono a crescere, per cui Millesimati e riserve hanno segnato quest'anno un più 8%. Dati che ci confortano, perché comunque abbiamo tanti produttori che fanno bene, un livello medio qualitativo molto elevato. Le etichette aumentano sempre di più numericamente, praticamente nessuno dei nostri produttori esce con un Trento DOC di 15 mesi, quindi iniziamo con prodotti che stanno in cantina almeno 2 anni e mezzo, 3, e questo chiaramente va tutto a vantaggio del prodotto finale. Sì, noi abbiamo un mercato importante all'interno, un mercato importante a livello nazionale, però diciamo che dei 175 milioni di euro di fatturato quasi l'85% è rivolto verso l'estero, con delle società commerciali nostre, una a New York, una in Germania, ma siamo poi in oltre 60 paesi al mondo, per cui l'estero per noi, l'export è veramente importante. Poi la nostra cantina, avendo la sede in Trentino, da Piana Rottagliano, ovviamente il vino principe è il nostro rosso, è il Teroldego, anche questo un ottimo vino che esportiamo in tutto il mondo. Grande lavoro sulla qualità del prodotto e sulla sostenibilità. Quattro generazioni di tradizione di famiglia, di passione prima ancora che lavoro. Questo è l'elemento che accomuna tutti noi e che ci dà la forza di stare uniti insieme e di riuscire a proporre sempre cose nuove, quindi distillati ad alto potere edonistico, e continuando con fedeltà a quel che è l'impostazione e la tradizione che abbiamo ricevuto come messaggio d'eredità, ma nello stesso tempo rimanendo aggiornati rispetto alle esigenze del mercato e quindi ai must anche tecnologici necessari per riuscire a dare prodotti che abbiano, come la grappa off, che abbiano la tradizione ma anche la modernità, nel senso della morbidezza, della rotondità, della franchezza che il consumatore moderno non solo vuole ma esige.
La nostra volontà è sempre quello di esprimere il concetto che la grappa è un'opera d'arte, quindi nasce dal lavoro, dalla passione del maestro distillatore, che anche se assistito dal massimo delle tecnologie è sempre colui che decide e che fa materialmente la grappa, ma nello stesso tempo questi concetti vengono anche espressi attraverso il contenitore. Per esempio nel caso specifico dell'oroscopo, che è la collezione dell'oroscopo che nei segni abbinati alla personalità di Hoff, si vuole proprio evidenziare come l'arte, come la capacità di creare forme particolari si unisca all'arte del distillare. Questa è la seconda edizione, tra l'altro, di un libro che racconta la nostra storia, il nostro entroterra veneziano.